Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere i lavori che stiamo facendo, le varie mansioni che dobbiamo fare durante i vari momenti dell'anno. Ecco, anche in questo momento ci stiamo occupando della potatura dei nostri vigneti e in questo video vi facciamo vedere un paio di tagli, qualche situazione che ci troviamo a gestire in questo vigneto. Qui siamo in un vigneto di Garganega, che è un'uva bacca bianca della nostra zona. In questo caso vi facciamo vedere una potatura a Guyot bilaterale, a differenza di un altro vigneto con la stessa varietà, cioè quindi appunto Garganega, che avevamo fatto nelle settimane scorse, nel quale avevamo lasciato un solo capofrutto, quindi abbiamo fatto questo Guyot monolaterale. Ecco, come vedete questa è una delle viti che appunto dobbiamo andare a potare. Come vedete abbiamo ovviamente il nostro fusto e poi abbiamo queste due uscite, quindi che si sta ormai appunto ramificando, e da queste uscite noi dovremo andare a gestire la potatura di quest'anno. Come si può vedere, l'anno scorso avevamo lasciato due capi a frutto che erano stati legati in questa direzione, anche perché qua abbiamo il palo che poi ci impedisce un po' con la raccolta, quindi in questo caso avevamo lasciato due capi a frutto che erano stati legati in questa posizione e avevamo lasciato lateralmente di qui e lateralmente di qui uno sperone. Ora noi cosa dobbiamo andare a fare? Ovviamente dobbiamo andare a visualizzare gli speroni e lavorare con quello che hanno prodotto. Come vedete da questo lato noi abbiamo questo sperone che ha dato origine a due, buoni tralci, uno e l'altro. In questo caso cosa andiamo a fare? Andiamo a seguire il flusso linfatico e andiamo a selezionare questo come prossimo sperone. Quindi possiamo andare a accorciarlo in questo punto, abbastanza distante dalla gemma, in modo tale che non crei troppa ferita. Accorciamo anche il nostro moncherino in questo modo, in modo tale che noi abbiamo appunto questo pezzettino, questo sperone che andrà a lavorare per l'anno prossimo, e questo è candidato per essere uno dei due capi a frutto. In questo caso dobbiamo lavorare, come diciamo sempre noi, con quello che abbiamo. Ora, da questo sperone avevamo individuato ovviamente due gemme, le quali hanno prodotto questo, che è stato un germoglio che ha lignificato molto bene e si è comportato veramente bene. Da quest'altro punto si può vedere che la gemma purtroppo o è stata danneggiata in qualche modo, comunque ha lavorato male e quindi non mi ha prodotto nulla. Ecco, in questo caso ci adattiamo alla situazione che abbiamo, quindi andiamo ad accorciare il legno, vedete? Teniamo buono questo perché è in continuità linfatica come prossimo sperone, quindi abbiamo una gemma ventrale, vedete? Abbiamo una gemma dorsale e quindi a questo punto noi possiamo andare a cimarlo, ad accorciarlo in questa posizione. Per quanto riguarda il capofrutto da questo lato, dovremmo andare a scegliere questo tralcio, perché ovviamente, come dicevamo, lo sperone non è riuscito a produrre qualcosa di buono nella gemma dorsale, quindi teniamo buono questo che l'anno prossimo verrà tagliato in modo tale da comunque continuare poi la nostra struttura della vite sullo sperone che abbiamo lasciato quest'anno. Ecco, adesso che abbiamo individuato i due speroni appunto e i due capi a frutto, non ci resta che andare a fare il cosiddetto taglio del passato, cioè quello che ha già prodotto, il legno che ha già prodotto lo andiamo completamente a eliminare. Ovviamente teniamo sempre un po' di legno di rispetto per evitare male cicatrizzazioni o coni di disseccamento, e come vedete un po' la nostra pianta è stata potata in modo ramificato. Ecco, ora cosa rimane? Ovviamente rimane andare ad accorciare, ma non lo facciamo in questo momento, quando veniamo a fare la stralciatura, andare a accorciare i nostri capi a frutto e ovviamente poi fare il passaggio di legatura. Andranno legati ovviamente distanti dal palo anche qua per gestire meglio la raccolta. Ora, perché abbiamo scelto di tenere l'anno scorso e quest'anno due capi a frutto, nonostante siamo nella Garganega che noi diciamo sempre in genere teniamo un solo capofrutto? Ecco, abbiamo fatto questa scelta perché era qualche anno che noi abbiamo in gestione questo vigneto e vedevamo che in questo pezzamento è che di Garganega qui ne abbiamo tanta, ma l'impianto che è stato fatto diversi anni fa con queste piante, in questo punto, in questo appezzamento, aveva veramente molta vigoria nella parete fogliare, veramente diventava molto spesso, molto voluminosa, l'uva era squilibrata, la produzione, quindi la parte fruttifera era veramente scarsa e
le viti stavano puntando tantissimo alla parte vegetativa, quindi tralci veramente grandi, veramente spessi e tante femminelle che andavano a oscurare, a creare un microclima non molto favorevole, diciamo, alla corretta maturazione, alla qualità dell'uva. Ecco, per cui dall'anno scorso abbiamo optato per fare una potatura diversa, quindi tenere due capi a frutto. Ovviamente non li terremo lunghissimi perché cerchiamo comunque, insomma, di equilibrare la pianta e non andare a forzare troppo. Poi ovviamente in potatura verde andremo a fare le corrette valutazioni, la scacchiatura, la pulizia delle teste, eccetera, quindi andremo a scaricare una parte anche eventualmente, ecco, di produzione, ma generalmente, ecco, già l'anno scorso abbiamo avuto l'impressione, perché ovviamente sarà un lavoro che andrà monitorato e valutato anche nel corso degli anni, però già l'anno scorso abbiamo avuto l'impressione di essere sulla strada giusta, quindi adesso abbiamo un vigneto un po' più equilibrato, meno ingolfamento a livello di parete fogliare e uva un po' più equilibrata rispetto appunto alla parte vegetativa. Ecco, questa è un altro esempio, un'altra pianta che dobbiamo andare appunto a potare in questo vigneto. Anche in questo caso andremo a fare una potatura, quindi bilaterale. L'anno scorso avevamo lasciato questo tralcio, che ormai ha 2 anni, quindi, e avevamo tenuto un tralcio un po' più corto, perché probabilmente in questo caso non avevamo trovato di meglio. Come sempre ci concentriamo sugli speroni che abbiamo lasciato l'anno scorso, quindi da questo lato abbiamo questo sperone che ha dato origine a 2 bei tralci e dall'altro lato uguale, quindi abbiamo lo sperone con due tralci. Quindi, come sempre, andiamo a valutare la continuità linfatica e ce l'abbiamo su questo tralcio che andiamo a speronare, quindi andiamo a fare un bel taglio in questo modo qua. Taglio obliquo, come alcuni appunto ci avevano commentato, per favorire, diciamo, anche eventuali diciamo deflussi di acqua, se ci fosse umidità, piogge, riesce a sgrondare meglio il tralcio, il taglio. Andiamo in questo caso a evidenziare il tralcio che invece porteremo a capofrutto, cioè questo, che ovviamente è un bel tralcio lungo che poi andrà ripulito, gestito, accorciato a misura giusta, e quindi una volta individuato lo sperone e il capofrutto andiamo a tagliare il legno che ha già prodotto, in questo caso eccolo qua. E quindi facciamo anche un po' di spazio sul nostro campo visivo. Rifiliamo il secco e andiamo a spostarci sull'altro lato. Qui abbiamo detto, allora abbiamo questo sperone che ha lavorato anche bene, abbiamo i 2 tralci, uno lo speroniamo perché è quello un po' più basso che ci dà continuità linfatica, eccola qua, l'altro lo terremo come capofrutto, quindi possiamo andare a eliminare il tralcio che ha già prodotto, diciamo il legno di 2 anni che ha già prodotto. Ecco qua, quindi andiamo a eliminare il tutto e così abbiamo la nostra vite potata. Ecco, ovviamente poi andremo a fare tutto questo lavoro di pulizia in stralciatura, per cui in questo momento ci interessa il giusto. Ricapitolando, noi abbiamo trovato appunto la continuità linfatica sui 2 speroni, abbiamo tenuto i 2 capi a frutto, come dicevamo, proprio per gestire bene la vigoria di questa zona. Ecco, adesso vi facciamo vedere fatalità uno stesso vitigno, quindi stessa garganega, ma un impianto fatto qualche anno successivo a questo, probabilmente con un porta innesto differente, non l'abbiamo fatto noi per cui non sappiamo tecnicamente su che porta innesto è, ma che presenta una vigoria completamente diversa da questo vigneto, motivo per cui in quel appezzamento abbiamo tenuto sia l'anno scorso e terremo quest'anno quando andremo a potarlo un solo capofrutto. Ecco, qui ci troviamo appunto nell'appezzamento di garganega che però ha una vigoria un po' più bassa, vedete ha meno parete fogliare, meno vigoria, quindi in questo caso cosa andremo a fare? Andremo a fare un guyot monolaterale, quindi tenendo 2 speroni e un capofrutto abbastanza corto, in modo tale da non forzare troppo la pianta. Ecco, vedete in questo caso appunto l'anno scorso cosa avevamo tenuto? Avevamo tenuto uno sperone da questo lato, uno speroncino da quest'altro e avevamo tenuto un capofrutto solo. Quest'anno continueremo con questa tecnica, quindi andremo a tenere un altro sperone lateralmente, di cui andremo a seguire sempre il circuito linfatico. Possiamo anche tenere uno sperone un po' lungo, poi vedremo in potatura verde come gestirlo. E dall'altra parte uguale, controlliamo l'uscita, in questo caso abbiamo uno speroncino e lo teniamo buono. Ecco, qui possiamo tirar via questo tralcio perché è un po' danneggiato in punta e anche un po' sottile e magretto, quindi andiamo a liberare anche un po' il campo visivo
e ci troviamo anche in questo caso da quest'altro lato che abbiamo due ipotetici capi a frutto, quindi possiamo selezionarne uno solo, rifiliamo un po' il secco e rifiliamo anche questo piccolo tralcio. Quindi proseguiamo la potatura eliminando il legno che ha già prodotto, quindi il legno di 2 anni come in questo caso, e noi ci troviamo nella condizione precedente, cioè avere 2 speroni e 2 possibili capofrutto. Qui, tenendo la potatura a guyot monolaterale, andiamo a scegliere quale di due tenere. Ecco, quando andiamo a scegliere il capofrutto monolaterale, ovviamente possiamo avere una scelta in più, nel senso che possiamo andare a scegliere se uno o l'altro. Cosa casca la scelta? Cos'è che ci fa scegliere uno o l'altro? Sicuramente il posizionamento, cioè se è posizionato bene, se è attaccato bene, se è bello forte, e la vigoria. Ovviamente tra i due l'attaccatura è abbastanza buona, ma la vigoria ovviamente ci fa prepondere, diciamo, verso questa scegliere, diciamo, questo capofrutto. Oltretutto, se ricordate, avevamo legato il capofrutto l'anno scorso da questo lato, per cui sempre per andare a bilanciare la pianta noi andiamo a scegliere il capofrutto, se si può, se è valido, dalla parte opposta. Detto questo, andiamo a potare il nostro ipotetico capofrutto e quindi lo andiamo a scartare da questo lato, ed ecco la nostra vite potata a guyot monolaterale. Ecco, vi abbiamo fatto vedere un po' la potatura con diciamo sfumature leggermente differenti, nonostante sia una potatura ramificata, potatura guyot, ma in questo caso monolaterale, nelle viti precedenti bilaterale, proprio per far vedere come lo stesso vitigno, e anche se vogliamo nello stesso pezzamento, ma con due magari o portainnesti o comunque anche due terreni leggermente diversi, potrebbe dare origine, o comunque potrebbe essere necessario, ecco, adottare degli stili leggermente differenti proprio per adattarsi al meglio alle piante che abbiamo di fronte. Motivo per cui secondo noi è fondamentale, è molto importante dedicare il tempo direttamente alla potatura e alla gestione a 360 gradi della vite. Perché? Perché ovviamente con l'occhio, diciamo, del proprietario, dell'esperto, si riesce tra virgolette, a far fare quel salto di qualità al vigneto e a destinare le giuste energie alle piante, le giuste dosare, la giusta richiesta che abbiamo da fare alle nostre viti, in base ovviamente alla situazione che, come sempre, diciamo, ci troviamo di fronte. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Scriveteci nei commenti come siete messi voi nelle vostre zone con la potatura. Vi auguriamo un buon lavoro a tutti quanti. Ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.